Sì, sì, ho visto che ha avuto un grande successo, ma riscoprire lo spirito dello Statuto, non tanto la lettera, cioè quella lotta prima per l'indipendenza della Sicilia e poi la conquista dell'autonomia, per la quale però non si è più lottato, perché l'autonomia dalle pagine dello Statuto andava tradotta in una grande forza politica autonomista. Noi ci stiamo tentando con l'MPA, ma perché in Trentino piuttosto che in Val d'Aosta le cose funzionano bene? Perché c'è una forza politica che lotta giorno per giorno per quell'autonomia e che esprime tutta la classe dirigente che governa da sempre quelle regioni. Affidare l'autonomia agli uomini, per carità, a prescindere dal loro merito o meno, che appartengono ai partiti nazionali e che quindi legano il loro destino alle scelte dei partiti nazionali, vuol dire renderli subalterni anche nel governo della regione agli interessi dei partiti nazionali, che coincidono con gli interessi dei poteri forti che hanno tutte la testa, il cuore, le prospettive al nord. Ecco perché è importante riscoprire lo spirito dello Statuto. Ebbene, hanno fatto dall'assessore Armao ai movimenti sicilianisti, eccetera, organizzare questa festa che ha avuto questo grande successo.